Euroregione News. Burtone espone a Codroipo. Siamo in carrozza. Con l'affabile e disponibile assessore alla cultura del comune di Codroipo, Tiziana Cividini, Rocco Burtone ha inaugurato la mostra Occhi di Burtone nella galleria del Museo Civico delle Carrozze a San Martino di Codroipo. È veramente stato un piacere essere qui questa sera con Rocco Burtone. Io mi sento di ringraziarlo come assessore alla cultura del comune di Codroipo per l'opportunità che ci ha dato di presentare, oltre alle sue opere pittoriche indubbiamente molto originali, e spero che tutti avranno la possibilità di venire qui a vederle e il desiderio di venire a vederle, dicevo, l'opportunità di assistere ad uno spettacolo evento con musica di altissimo livello che ci ha permesso di apprezzare chitarristi, cantanti, musicisti, pianisti, veramente in una performance che ci auguriamo, raccogliendo anche un desiderio lanciato, una proposta lanciata da Rocco Burtone, che è qui al mio fianco, per articolare uno spettacolo più ricco ancora da portare a Codroipo. Quando nasce Rocco Burtone pittore? Io volevo parlare dei miei amici musicisti. Brevemente, Rocco Burtone pittore nasce alle medie, quando credo in terza media vince un concorso pittorico e non c'erano premi. Un mio quadro venne mandato a Roma, quadro della scuola media, no? La cosa divertente, perché io vinsi quel premio? Non perché il quadro fosse il più bello, e questo dobbiamo capire, chi dipinge deve capire questa cosa. Non è il più bello che vince, ma è il più interessante, il più particolare. Quella volta io vinsi, per carità, l'unico concorso a cui ho partecipato, perché il mio quadro, il titolo del concorso era La famiglia, e io, mentre tutti fecero la famiglia, la mamma, il papà con i baffi, tutti carini, io feci una famiglia che si lanciavano i piatti, si lanciavano i coltelli, quindi feci una cosa divertente. Immagino che da un punto di vista pittorico non fosse veramente il migliore, però la giuria venne colpita da questa cosa. Questo vale per la pittura, vale per la musica, vale per tutto quanto. La musica che abbiamo ascoltato questa sera, io veramente ringrazio gli amici miei Michele Pucci, Alberto Cicaban, Barbara Enrico, Arno Barzan, perché sono la cima di una situazione musicale in Friuli che è eccellente. Noi abbiamo dei musicisti eccellenti, artisti eccellenti, e un piccolo difetto dobbiamo dircelo: siamo sempre un po' fermi sulle nostre posizioni, abbiamo paura a dialogare, ad aprirci, per esempio l'idea di fare qualche cosa mi è nata veramente stasera, ma non perché non facciamo talmente tante cose, però queste cose improvvisate poi sono le più belle, sono quelle più spontanee, quelle che vengono meglio. Devi farmi altre domande che ho finito? Non sei preparato? A spiazzare. Sai chi votare alle regionali Sì, il 29? Sì. Non voglio darti suggerimenti. Non posso. No, ti spiego perché io mi presento. E allora vota, piacere, Rocco Burtone. Senza parole, dal Museo Civico delle Carrozze a San Martino di Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.